La strada è sorta proprio verso la fine 800, primi 900, ed è una strada che ha sfidato un po' questa valle molto stretta, come si vede attorno a noi, queste pareti molto verticali. Fino a quel momento lì si entrava e si usciva esclusivamente a piedi della valle, per cui il fatto di riuscire a creare una strada carrozzabile ha significato un po' togliere dall'isolamento la gente di queste valli. La strada in questo momento è percorribile, proprio a rischio e pericolo, siamo in attesa che venga messa in sicurezza dall'amministrazione di Maniago e dall'amministrazione di Frisanco, perché la strada parte nel comune di Maniago e finisce in quella di Frisanco, e appena questa verrà messa in sicurezza col progetto PISUS, proprio in collaborazione con i due enti comunali, verrà aperta completamente al pubblico come strada turistica e strada storica. Il Landris è un termine, diciamo, dialettale per definire le grotte. Sentiero dei Landris è il sentiero che porta alle grotte. Queste grotte sono di origine carsica, qui da noi in questo territorio sono due tipologie di grotte. Scur vuol dire scuro, ed è praticamente una grotta con un ingresso abbastanza limitato, chiuso, e dentro si apre una bella cavità naturale all'interno della roccia, una vera e propria grotta. E poi c'è l'Andriviert, vuol dire aperto. L'Andriviert ha la caratteristica di avere un'apertura, non ha un imbocco molto chiuso, ma è ampio, diciamo, una faglia di dolomiti, di calcare, che fuoriesce sopra una parte più debole erosa dall'acqua, e crea questo aspetto di grotta coperta con una sensazione proprio di immensità, tant'è vero che ha più di 15 metri di altezza. Questa strada finisce praticamente a ridosso dei Landris. Era una strada di accesso utilizzata ai tempi della pastorizia, utilizzata per fare le legna, il bosco e quant'altro, e arriviamo alla fine dei Landris, poi bisogna attraversare due torrenti e da lì in poi parte un'escursione naturalistica, insomma. Carlin era mio papà, io sono suo figlio. Carlin era della classe 1912, ha fatto il carpentiere tutta la vita, lui era capocantiere nei grossi lavori, nelle dighe, nelle autostrade, così, no? Poi è andato in pensione a 60 anni e ha cominciato per sbaglio a fare queste cose, no? Proprio per sbaglio. Prima ha partecipato a una mostra di lavori per gli anziani, così, no? E poi ci ha preso gusto, ha lavorato altri 40 anni, è vissuto fino a 100 anni, no? Mancavano 2 mesi perché compisce 100 anni, e ha fatto quello che avete visto qua. Avevamo roba fin sotto il letto, poi il comune ci ha messo a disposizione addirittura la sala consigliare, perché avevamo avuto delle proposte di portarlo fuori di Frisanco, altrove, era una cosa che gli stava interesse. Ci ha dato la sala consigliare mentre si ristrutturava questa struttura. Guardi, le dico come è cominciato. Allora, gli ho chiesto: papà, dico, perché non fai la tua vecchia casa che col terremoto è andata distrutta, così abbiamo un ricordo di com'era, no? La prima cosa che mi dice, fare la vecchia casa, scherzi, è lavoro fare la casa, no? No, basta, non faccio casa, ho lavorato abbastanza nella vita, no? E vabbè, dico, almeno non so cosa dirti, no? La mattina dopo, si vede che lui di notte ha pensato. La mattina dopo vado per andare al lavoro e dico: dov'è il papà? E la mamma mi dice: ma l'ho visto alle 5 che è andato giù a basso, che abbiamo un po' di laboratorio. Vado giù a vedere e aveva già cominciato a fare la casa. Ma lui andava in un torrente, cercava i sassi già consumati dall'acqua, non è che li tagliasse con una taglierina, no? Addirittura anche adoperava soltanto calce e ghiaia, ma non la ghiaia comperata, quella che è macinata, quella setacciata, che i sassolini sono rotondi, e quindi se vedrete anche le minuzioserie, le cose sono fatte proprio così, come si lavorava una volta. Che tipo era? Papà era calmo, molto calmo, che contrasta un po' con il fatto di essere un artista, che è emotivo, no? E lui, non so come ha fatto, faceva una struttura, ci metteva 2 anni, 3, poi metteva in parte, cominciava un'altra e avanti, no? È andato 2 volte in chiesa e poi non è più andato. Dico, ma io tentavo di criticarlo, dico certe cose, ma papà mi pare che non è così, no? No, è così, andavo a vedere, era così come diceva lui, l'aveva tutto in testa.
Questo centro visita è imperniato sulla vita, sull'attività della casera all'origine, come funzionavano le casere, con tutti i reperti vecchi, storici, recuperati, in cui noi possiamo spiegare come si lavorava e come si viveva in questi ambienti in mezzo ai boschi, in mezzo alle montagne. Ad esempio, questo che cos'è? Questo ad esempio è uno tra i tanti reperti, questa è la tasca del sale. I pastori mettevano questa tasca addosso, poi attaccata alla cintura, dentro ci tenevano un po' di sale zootecnico proprio per tenere vicino gli animali. Gli animali normalmente sono golosi di sale, quindi sapevano che il pastore aveva il sale, li avevano vicino, il pastore premiava la loro presenza con un po' di sale e serviva per tenere confidenti gli animali nei confronti degli umani. Allora qui abbiamo un pomodorino con del crème e con della ricotta per ammorbidirlo, per renderlo più gradevole e non coprire i sapori della carne. Abbiamo una lonza di maiale, abbiamo un girello di manzo, abbiamo del lardo, della petina, famosa petina, del guanciale, del formaggio salato e del formaggio al pepe. Tutto di provenienza locale? Tutto provenienza locale, sì, chilometri zero. Chi è che produce questi prodotti? Allora ci sono parecchi macellai, in questo caso qua sono io e mia figlia a un ristorante, una degustazione e quindi li facciamo noi nel nostro locale, una buona parte insomma. Siamo in casa di Lauren, prima di tutto, e poi di Emanuele, una ceramista e uno che fa il grafico, l'illustratore e lo scultore. Abbiamo visto alcune tue opere pubblicate in Corea, ci vuoi raccontare questa storia? Ho incontrato un piccolo editore di Seul, quindi Corea del Sud, a Bologna, alla Fiera del Libro Internazionale, Fiera del Libro per Ragazzi. Alla fine del nostro incontro ci siamo scambiati molto semplicemente come regalo tra amici 2 libri. Morale della favola, una settimana dopo ricevo una bella mail da Seul in cui Ruri mi chiedeva se ero d'accordo di pubblicare in Corea del Sud proprio quel libro e da lì ne ho pubblicati degli altri. Allora eravamo in fiera a Bologna e lui stava girando e io ero stanca, allora ho detto aspetta che vado a riposarmi un po'. E vedo il logo di questo editore che da lontano sembra un vaso. E siccome i coreani sono i ceramisti più bravi del mondo, dico aspetta che vado a curiosare. Mi avvicino, non c'era nessuno, mi siedo e aspetto. E a un certo punto arrivano questi 2 ridenti da qui a qui. Dico, mi stavi aspettando noi? No, mi stavo riposando. Però quindi... E poi abbiamo cominciato a chiacchierare, loro mi hanno regalato un libro lo stesso e poi contraccambiare ho detto perché non regali anche tu uno tuo? Quindi e così grazie è andata. a te. Ha un logo che da lontano sembrava un vaso. Adesso ci troviamo nella centa delle mele antiche di Fanna, un podere praticamente, dove c'erano molte piante di 50, 60, 70, 80 anni e noi lo stiamo conservando, lo stiamo mantenendo e le usiamo come campo scuola dove portare anche le scolaresche per spiegare il nostro progetto di recupero degli antichi meli. Quanti tipi di mele antiche avete? Abbiamo decine, è difficile quantificare perché a volte i nomi possono imbrogliare. Una caratteristica della bellezza di questo progetto è proprio la varietà di nomi che vengono dati a queste mele. A seconda delle borgate i nomi sono diversi, magari la mela è abbastanza simile. Noi facciamo la nostra festa, che è anche la mostra delle nostre mele, la seconda domenica di ottobre. Quest'anno toccherà al comune di Maniago, perché sono 6 comuni che partecipano al progetto, ogni anno ruotiamo in un comune diverso.
Noi abbiamo rilevato questa azienda agricola che era già dismessa da 30 anni e abbiamo rilanciato un'attività che è del tutto biologica e siamo anche fattoria sociale e didattica. WWF ci ha riconosciuti come fattoria del panda perché noi abbiamo questi animali a rischio di estinzione che cerchiamo di salvaguardare. Al tempo stesso però abbiamo anche materie prime di grande qualità. Infatti queste pecore amiatine che sono a rischio di estinzione perché fanno poco latte producono però una lana buonissima che noi poi utilizziamo nei nostri laboratori per fare tutti i nostri oggetti fatti con la lana. E poi un grande gioco dell'oca con delle opere pittoriche. Sì, il nostro gioco dell'oca sappiamo che è il più grande del mondo e l'abbiamo realizzato grazie alla collaborazione con l'Associazione dei Pittori che ha sede nella casa natale di Giotto, a Vicchio, vicino a Firenze, e insieme all'Accademia di Brera. Poi un'altra attività molto interessante che stiamo facendo è quella di lavorare con le scuole e grazie a un contributo e a una collaborazione con il Rotary locale stiamo facendo delle lezioni sulla corretta alimentazione dei bambini.